Buongiorno carissimi amici e ben ritrovati con la rassegna stampa di Radio Piave. Oggi dagli studi di Belluno ci sono io, Martina Reolon. Siamo venerdì 5 febbraio, andiamo subito a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Partiamo con il Corriere delle Alpi che dedica la prima al via libera all'apertura degli impianti sciistici dal 15 di febbraio nelle regioni gialle, e poi ci sono le trattative per il nuovo governo con le richieste, con le anticipazioni relative alle richieste che Zaia farà a Draghi, e andremo a leggere anche questo articolo. Ecco quindi la prima pagina. Via libera dal CTS nelle regioni gialle, dopo San Valentino si torna a sciare. C'è un approfondimento di Francesco Dalmas a pagina 14 e andremo poi a leggerlo più nel dettaglio. Quindi è arrivato il via libera appunto al Circo Bianco da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Le trattative per il nuovo governo. Zaia a Draghi chiede autonomia, vaccini e rilancio. Il governatore apre al premier incaricato fissando le condizioni. La Lega non vuole poltrone ma impegni precisi sul programma. Questo. E poi ancora direttamente dalla provincia di Belluno. A Feltre, anziano dimesso dall'ospedale, vaga nella notte per ore ed ore, portato in pronto soccorso con l'ambulanza e presto dimesso, alle 4 di mattina trovato vagare a pedavena verso casa. E andremo a leggere anche questo. Volontariato. Ieri la conferenza stampa in cui è stata presentata la fusione tra CSV, sede a Belluno, ma direzione ceduta a Treviso. È nato infatti il Centro Servizi Volontariato Belluno Treviso ETS, cioè ente del terzo settore, dopo un percorso lungo 2 anni per arrivare alla fusione. E ancora, Terna interra la linea tra Oronzo e Cortina, energia per i mondiali, l'articolo è di Alessandra Segafredo, si parla di linee interrate, in questo caso sono circa 24 chilometri appunto di linee elettriche sottoterra, completamente sottoterra. E ancora, le nostre storie, piano anticancro, il pastin bollato come le sigarette, finisce anche il pastin nel nuovo piano anticancro che l'Europa sta definendo, e c'è l'articolo di Irene Liprandi a pagina 22. Andiamo subito a pagina 14 per la notizia relativa all'apertura degli impianti sciistici. Il CTS dà via libera allo sci in zona gialla, così si legge appunto nel titolone. Approvate le misure per la riapertura degli impianti il 15, ma c'è l'ipotesi di andare al 17. Sulle funivie il limite del 50%. L'articolo è di Francesco Dalmas. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato via libera alle linee guida delle regioni per la sicurezza sulle piste da sci. Adesso aspetta il governo fissare con un'ordinanza la data di partenza. Sarà il 15 febbraio o il 17, il giorno dopo la conclusione del carnevale. Il Trentino ha già indicato il 17 per evitare gli assembramenti di un anno fa. Con la stessa ordinanza è atteso lo sblocco dei confini tra le regioni gialle, perché altrimenti, dicono gli impiantisti, non ha senso aprire. È probabile che i dispositivi arrivino all'ultimo momento in attesa del nuovo governo, ma anche dello sviluppo della situazione epidemiologica, a meno che l'ordinanza di Speranza in essere venga lasciata cadere senza rinnovo, e a quel punto la data del 15 sarebbe quella giusta. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno bocciato la proposta delle regioni in base alla quale gli impianti avrebbero potuto riaprire anche in zona arancione, con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e l'utilizzo obbligatorio di mascherine FFP2. E questo ha creato disagio soprattutto nei territori del Dolomiti Super Ski, che verrebbe sostanzialmente dimezzato. Si potrebbe sciare ad Arabba ed in Val di Fassa, non invece in Val Gardena e in Val Badia. La prima reazione è stata di Andy Varallo, il presidente. Purtroppo hanno bocciato l'idea di mettere in esercizio gli impianti di risalita in zona arancione, ci speravamo, ora stiamo aspettando se ci sarà una libera circolazione tra le regioni e questo ancora non lo sappiamo. Appunto, come si diceva. Gli impiantisti delle Dolomiti si sono già fatti carico del 70% dei costi nei primi 2 mesi e mezzo di chiusura delle attività, almeno 40 milioni di spesa nella sola montagna bellunese. E quindi, afferma Renzo Minella, che è presidente regionale degli impiantisti, con l'apertura debbono arrivare anche ristori ancora fermi in Parlamento, ristori che riguardano pure altre categorie. L'indotto vale almeno 7 volte il fatturato, quindi oltre 60 milioni delle ski area, quindi 450 milioni circa nel bellunese. E poi c'è l'appello di Valeria Ghezzi, che è la presidente dell'ANF nazionale, che chiede chiarezza sulla data di riapertura prima di tutto, ma anche sul divieto di spostamento tra regioni. E parlando sempre di Covid, torniamo alle prime pagine. Ieri la Regione ha diffuso una ricerca tra la popolazione del professor Baldo,
Ricerca tra la popolazione, positivi 3 veneti ogni 1000, si legge nel titolone. Il professor Baldo, tra i Novax il triplo di contagi rispetto ai favorevoli al vaccino, intesa tra regioni, dosi Pfizer e Moderna distribuite secondo il numero di over 80. Questo articolo è poi anche arricchito dalla presenza di un'infografica che mostra la percentuale di positivi per provincia di residenza e la distribuzione per provincia dei soggetti contrari alla vaccinazione ed esitanti. Andiamo a leggere qualcosa di più nell'articolo, che presenta appunto la ricerca di Vincenzo Baldo, che è insegnante di igiene e medicina preventiva all'Università di Padova. In Veneto il Covid sta evaporando ad un ritmo imprevisto dalla stessa comunità scientifica, incluso l'epidemiologo Vincenzo Baldo, coordinatore di una ricerca voluta dalla Regione sulla circolazione random del virus dall'esito sorprendente. Lo studio è stato svolto effettuando un tampone rapido di terza generazione in 12 località della Regione tra l'8 e il 27 gennaio, in regime di fascia arancione. A sottoporsi ai test sono state 4.678 persone sane. 47,2 anni l'età media di un ventaglio esteso dal neonato al centenario. Lo scopo della ricerca è stato quello di verificare l'incidenza epidemica nella popolazione estranea al sistema di prevenzione, ossia che non aveva mai fatto un tampone né aveva mai avuto contatti con persone positive, ha spiegato lo studioso. Nel dettaglio, il campione ha rivelato 14 soggetti contagiati con percentuali difformi dallo 0 all'1,5% di Belluno nei bacini provinciali. Quindi nel sondaggio svolto Belluno è risultata la provincia in cui è stato trovato il maggior numero di positivi. Si può vedere anche nell'infografica, a fronte anche di un numero di test effettuati il più basso di tutti in Veneto, 121, e con la più alta percentuale di positivi, quindi non vale la questione più tamponi più positivi in questo caso. Continuando si legge che appunto questa ricerca ha evidenziato che i positivi erano tutti pauci sintomatici o asintomatici, avvertivano al più qualche mal di testa e sono stati segnalati all'ULSS di residenza per l'isolamento domiciliare. Quindi alcuni dei risultati appunto del sondaggio. Per quanto riguarda il piano vaccinale, Zaia rivela che la conferenza dei governatori ha accolto la sua proposta, ovvero distribuire i flaconi di Pfizer e Moderna su scala regionale in proporzione al numero degli over 80, che è la categoria più colpita dalla mortalità, adottando invece il criterio demografico per la somministrazione di AstraZeneca atteso a partire dalla seconda metà del mese. Un vaccino, ricordiamo, che è consigliato nella fascia 18-55 anni e che è già stato destinato ai lavoratori dei servizi essenziali, perché appunto l'AstraZeneca è un vaccino per cui si è dimostrata una minore efficacia appunto sulle persone sopra i 55 anni. E a pagina 10 del Corriere delle Alpi, a grandi numeri, a grandi cifre, è riportata appunto il dato relativo ai morti in Italia da inizio pandemia, che sono 90.241, di cui 422 ieri, un numero impressionante, riportato appunto a pagina 10, le vittime del coronavirus, 90.241 dall'inizio della pandemia in Italia. Torniamo indietro e parliamo della crisi di governo. Siamo a pagina 7. Come sappiamo il presidente incaricato è Mario Draghi. Zaia afferma: poltrone, no, chiederemo autonomia e rilancio, la Lega condizioni la fiducia agli impegni. Le priorità: serve una cura da cavallo per le imprese e il lavoro, io Colomba contro i falchi del partito, una sciocchezza. L'articolo è di Filippo Tosatto. Il governatore del Veneto prova a suggerire un'agenda leghista nelle consultazioni avviate dal premier incaricato Mario Draghi. Se ho parlato con Salvini, sì, più volte, dice Zaia, di certo non andremo a chiedere poltrone, se fossi al tavolo porrei anzitutto la richiesta dell'autonomia, una riforma costituzionale nel segno della modernità e del progresso, perché il centralismo è medioevo, mentre la delega di poteri al territorio è rinascimento, e il paese non può uscire da questa situazione stagnante se non prevede la divisione del modello. Ciò detto, immagino che il nostro segretario solleciterà lumi su ripresa economica, tassazione, sanità e vaccini. Chiunque va a governare sa che non è una passeggiata, al di là del clima di euforia che accompagna le novità. Noi amministratori siamo chiamati ad assumere decisioni non facili, perciò serve un compagno di viaggio affidabile. Queste appunto
le dichiarazioni di Zaia in riferimento alla questione della crisi del governo. Torniamo un attimo indietro e vediamo alcune notizie che riguardano sempre l'emergenza coronavirus e il rischio sanitario nel bellunese. A pagina 12 si parla della situazione dei centri diurni al bivio della riapertura. L'ULSS dice sono un servizio essenziale, le famiglie chiedono che ripartano le attività per anziani. I centri diurni offrono un servizio essenziale e l'obiettivo dell'ULSS è quello di arrivare in fretta alla loro riapertura. Ad assicurarlo è il direttore del distretto ULSS di Belluno, Sandro De Colle, anche se per ora l'azienda sanitaria non può fare previsioni sulle tempistiche. La pandemia è ancora in atto e la prudenza deve essere ancora maggiore, considerando che in un centro diurno, a differenza di una struttura chiusa, gli ospiti vanno e vengono e il loro contatto con l'esterno è continuo. Ad accendere i riflettori sui centri diurni, in particolare quelli per gli anziani, è stato l'appello per la riapertura lanciata ieri dal figlio di una 91enne di Cortina affetta da demenza senile e morta assiderata dopo essere uscita di casa in piena notte con addosso solo la vestaglia. È la notizia di cui abbiamo parlato ieri, la triste e drammatica notizia. Quando frequentava il centro diurno mia mamma era impegnata e con la mente vispa, spiega il figlio, raccontando del pesante peggioramento della madre quando si è trovata chiusa tutto il giorno in casa a causa dell'inverno. Anche per i centri diurni, comunque, come per le case di riposo, la vera svolta può venire dalle vaccinazioni a tappeto e anzi lo stato già avanzato delle vaccinazioni degli operatori delle strutture per anziani è già una buona base di partenza. Una situazione, quella della chiusura dei centri, che si sbloccherà compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e vale per tutti i centri diurni, spiega il direttore del distretto De Colle. Purtroppo questo andamento non è ancora ben definibile, è vero che abbiamo segnali positivi che hanno portato anche alla riclassificazione del colore delle regioni, ma è un po' troppo presto per cantare vittoria. Dall'ULSS comunque ricordano che si tratta, il centro diurno è un servizio essenziale. E per quanto riguarda la casa di riposo di Feltre, sono positivi oltre 40 ospiti e 6 addetti, NAS in sopralluogo, nessuna anomalia. Oltre una quarantina di ospiti, 6 operatori positivi. È la situazione alla casa di riposo Brandalise di Feltre, dove si sta fronteggiando da giorni un focolaio di infezione da Covid. È l'unico cluster di coronavirus ancora attivo tra le 15 strutture per anziani feltrine e più in generale fra quelle del bellunese. La situazione del focolaio, spiega comunque il direttore del distretto feltrino dell'ULSS Alessio Gioffredi, sta andando verso l'esaurimento. Circa la metà dei casi, spiega, riguarda persone con una positività media di 18 giorni, quindi già nella fase calante. L'altra metà è all'incirca al 10° giorno di positività. E come si legge nell'articolo di Stefano De Barba, c'è stato anche un sopralluogo dei NAS appunto alla casa di riposo per verificare che non ci fossero anomalie ed è risultato che non c'è appunto che non c'è alcuna anomalia. Andiamo avanti, c'è a pagina 13 una notizia che riguarda sempre a cura di Stefano De Barba, le difficoltà delle mamme dei bambini autistici che dicono il lockdown non è ancora finito, ragazzi provati emotivamente, servizi scarsi, le famiglie fanno i conti con l'emergenza sanitaria e una madre dice dormivo distante per proteggerlo dal virus ma per lui è stato un incubo. Il lockdown per i loro ragazzi non è mai veramente finito. La chiusura totale di un anno fa ha causato conseguenze che si trascinano tuttora e le famiglie devono fare i conti con i ragazzi in difficoltà, con un'assistenza ridotta e con il problema di conciliare lavoro e cura del proprio figlio. Il lockdown ha portato conseguenze pesanti per i nostri ragazzi, racconta una mamma quarantenne di Belluno con figlio in età scolare. Sono peggiorati i problemi comportamentali, noi siamo ancora dentro l'emergenza. I nostri ragazzi hanno bisogno di essere seguiti nel modo giusto, altrimenti perdono molto e gli effetti collaterali li vediamo anche adesso. E l'articolo è accompagnato da una fotografia che mostra i ragazzi del palloncino rosso di Feltre durante una passeggiata in compagnia all'aria aperta. C'è appunto questa testimonianza della madre che spiega tutte
tutte le difficoltà, e dice anche che dalla sanità pubblica, dice questa mamma infermiera, non si aspetta aiuto, non è colpa loro, sono in pochi e in più con le restrizioni non riescono a fare il giro di tutti i ragazzi. Una mano importante arriva però dall'associazione Palloncino Rosso di Porta Aperta, ma anche dalla scuola. A Cesio sono fantastici, dice questa mamma, durante la didattica a distanza hanno spostato le lezioni al pomeriggio per permetterci di stare al computer assieme a nostro figlio, coinvolgendo tutti gli alunni. Andiamo alla prima pagina di Belluno, chiudiamo per un attimo il capitolo coronavirus, in questo caso siamo a pagina 17 e la presentazione che è stata svolta ieri. Un CSV unico tra Belluno e Treviso, questo accorpamento è una risorsa. Gli uffici restano separati, in provincia rimane la sede legale e la direzione generale troverà spazio nella Marca. L'articolo è di Francesca Valente. L'incipit del nuovo capitolo è stato scritto settimane fa con un atto notarile e le interlocuzioni andavano avanti da più di 2 anni, ma l'annuncio di ieri traccia un passo nuovo e del tutto promettente nel percorso, non sempre in discesa, del volontariato provinciale. Per chi sa leggere dietro le sigle, il CSV, Centro Servizio di Volontariato di Belluno, da oggi non esiste più, o meglio, i servizi e il personale, quelli restano grazie a un'accurata operazione di riorganizzazione interna operata da parte degli organi amministrativi, nemmeno l'acronimo cambia, ma la forma quella sì, come anche i soggetti rappresentati. Il CSV è ora un ETS e non si occuperà soltanto del terzo settore di Belluno, ma anche di quello di Treviso. L'annuncio è stato dato da Alberto Franceschini, nuovo presidente trevigiano dell'associazione, che è la prima in Italia ad essersi costituita in forma condivisa per rendere esecutivo quel che quasi 5 anni fa è stato messo nero su bianco dalla riforma del terzo settore. Raddoppiano di fatto i servizi erogati da dipendenti operatori dei rispettivi centri che mantengono sedi e una grossa fetta di autonomia gestionale, e si moltiplicano gli ETS che sul territorio potranno andare a bussare alle loro porte. Si tratta di 670 organizzazioni di volontariato che potranno rivolgersi agli uffici delle 2 province, senza contare tutte quelle ricadenti nelle altre categorie esistenti. Un cambiamento epocale che non ha sconvolto gli equilibri, ma che ha gettato già da tempo le basi per proficue nuove progettazioni e coprogettazioni condivise. Questo accorpamento è un traguardo e un punto di partenza, spiega Franceschini. La vicepresidenza è stata affidata a Elisa Corrà, già vicepresidente del Comitato di Intese CSV Bellunesi, che sul tema giovani ha speso delle parole perentorie. Dobbiamo fare una riflessione interna a volontariato, perché di giovani che si spendono è pieno, ma soltanto trovato il modo per coinvolgersi, ma soltanto è necessario trovare il modo per coinvolgerli anche da parte delle associazioni stesse. Nel direttivo ci sono altri 3 bellunesi: Gina Bortotte, presidente dell'Associazione Bellunesi Volontari del Sangue, Paolo Coleselli, che è presidente della Cucchini, e Franco Piacentini, referente del consiglio direttivo del comitato. Andiamo avanti e leggiamo ancora un paio di notizie prima di passare al Gazzettino. Il piano contro il cancro dell'Unione Europea, leggevamo prima di questo il lancio in prima. Su vino e pastin messaggi come sulle sigarette, no, da Dorfman e De Carlo. Pronti ad aprire una guerra sul fronte del pastin, ciclicamente l'Unione Europea avanza proposte mirate a contenere la diffusione di prodotti alimentari tradizionali, ipotizzando che non siano sufficientemente controllati dal punto di vista igienico-sanitario. L'ultima iniziativa si inserisce in un ambito progetto di lotta contro il cancro e prevede l'etichettatura di prodotti come il vino e le carni di maiale con messaggi simili a quelli sui pacchetti delle sigarette. Ieri l'europarlamentare Herbert Dorfman ha espresso la sua perplessità durante un'audizione a Bruxelles con gli esperti del settore. È stata l'occasione per ribadire la nostra contrarietà a sistemi obbligatori di etichettatura che non solo non forniscono informazioni precise ai consumatori, ma ne influenzano le scelte d'acquisto fuorviandoli. Duro l'attacco del senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. Finalmente si poteva esultare per l'arrivo del marchio che fa carezza nel mondo delle carni suine, una battaglia che come partito abbiamo sempre condotto in prima linea. Ora a questo marchio tutto italiano l'Unione Europea vuole affiancare un'etichetta dove si dice che quel prodotto nuoce alla salute, e De Carlo ribadisce la difesa a uno dei principali piatti bellunesi, che è appunto il pastin. C'è poi questa notizia abbastanza allarmante, siamo a pagina 24, nel Feltrino l'ULSS sta verificando la dinamica. Anziano vaga di notte fino a Pedavena dopo le dimissioni dal pronto soccorso. L'uomo era stato soccorso nel pomeriggio per un malore, la figlia dall'allarme trovato alle 4 del mattino dai pompieri.
l'articolo è di Roberto Curto. L'uomo era stato dimesso mercoledì sera dal pronto soccorso dell'ospedale di Feltre e ritrovato alle 4 del mattino mentre vaga a piedi poco lontano dalla sua abitazione a Pedavena. Un cortocircuito nelle comunicazioni tra sanitari del Santa Maria del Prato e l'anziano paziente, o forse le rassicurazioni di quest'ultimo sul fatto che non avesse alcuna necessità nemmeno fare una telefonata per tornare a casa, l'US Dolomiti ha avviato una verifica interna per capire cosa sia successo durante e dopo il trattamento del caso dell'anziano paziente trovato molte ore dopo nel cuore della notte dai vigili del fuoco volontari di Feltre, che erano stati mobilitati assieme alla macchina dei soccorsi dalla telefonata della figlia. La vicenda prende il via nel pomeriggio quando l'uomo sull'ottantina accusa un malore a Pedavena. Qualcuno chiama il 118 e da pronto soccorso del Santa Maria del Prato parte subito un'ambulanza. I sanitari prendono subito in carico l'anziano, lo fanno salire sull'ambulanza e lo portano a pronto soccorso, dove il personale rimette in sesto l'uomo. Dopo essere stato trattenuto il tempo necessario, arriva al via libera alle dimissioni. Ormai è sera quando l'ottantenne esce con le proprie gambe da pronto soccorso aiutandosi con il bastone che usa per camminare. Qui non è chiaro cosa sia successo, nel senso che l'ottantenne esce dall'ospedale senza contattare nessun parente. Resta da capire se i sanitari che lo hanno curato abbiano verificato se l'uomo avesse qualcuno che potesse dargli un passaggio o se siano stati loro stessi rassicurati dall'uomo, appunto perché poi è stato trovato che si aggirava alle 4 già nell'abitato di Pedavena, non lontano dalla sua abitazione. Leggiamo ancora l'articolo relativo all'interramento della linea tra Cortina e Auronzo, siamo a pagina 30. Terna, lavori finiti a tempo di record, interrata la linea tra Cortina e Auronzo. L'opera, lunga 24 km, è entrata in funzione ed è costata 60 milioni di euro. L'articolo è a firma di Alessandra Segafredo. 60 milioni di euro per la nuova linea elettrica invisibile tra Cortina e Auronzo. Quanto ammonta l'investimento di Terna che ha messo in esercizio questo nuovo tratto di 24 km. L'infrastruttura, altamente tecnologica e completamente interrata, rientra nel più ampio progetto di ammodernamento e riassetto della rete elettrica dell'Alto Bellunese, per la quale Terna ha investito appunto 60 milioni. L'opera è stata realizzata in tempi record, appena 13 mesi, ed è servizio del sistema elettrico nazionale funzionale allo svolgimento in piena sicurezza dei mondiali. Passiamo al Gazzettino e andiamo anche qui a leggere qualche notizia. All'interno si vedono appunto le notizie che riguardano l'apertura degli impianti di sci. Anzi, prima ci fermiamo un secondo a pagina 6, sempre del Gazzettino. Divieti, varianti, contatti, ecco perché in Veneto la curva cala così in fretta. Da ottobre a dicembre ricoveri aumentati di 12 volte, poi in un mese si sono dimezzati. Gli esperti dicono che sono state cruciali le misure e i tracciamenti, possibili effetti di mutazioni e vaccinazioni. Nell'ultimo trimestre del 2020 i contagi si sono pressoché decuplicati, la situazione negli ospedali è diventata una dozzina di volte più pesante, i decessi sono più che triplicati. Con l'inizio del 2021 invece è iniziata una flessione piuttosto repentina, parliamo dei pazienti Covid, ma gli esperti cosa dicono? Pure noi siamo relativamente sorpresi di questa velocità, afferma Sandro Cinquetti, past president Triveneto della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, che è anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione di Belluno. Le restrizioni, dice Cinquetti, sono state determinanti, ma non possiamo abbassare la guardia. Finché i grafici non sono a zero, il fenomeno rimane latente. E c'è questo articolo di Angela Pederiva. Per quanto riguarda quello che dicevamo, ok appunto sullo sci dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla, il problema dei confini, lo leggevamo prima anche sul Corriere delle Alpi, accolte tutte le proposte dei governatori tranne la riapertura in fascia arancione. E poi in un articolo di Raffaella Gabrieli ci sono le dichiarazioni di alcuni rappresentanti bellunesi, il sollievo della montagna, ora sì agli spostamenti, e impiantisti, albergatori, maestri di sci e le tante altre categorie della neve ora ci credono. Proprio oggi alle 10 in tutte le località alpine si sono date appuntamento per i flash mob quando suona la montagna. Il rintocco delle campane della chiesa parrocchiale rappresenterà la voglia di rinascita, una manifestazione che dopo via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico servirà per capire tempi e modi dell'avvio della stagione.
La riapertura è un'ottima notizia che però non andrà a colmare le grosse perdite subite finora dagli albergatori, dice Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno. Per cercare di migliorare la situazione servirebbe un'apertura tra regioni, altrimenti si rischia di lavorare poco solo con i veneti nel fine settimana. Questo è appunto quello che ha detto Walter De Cassan. Ed ecco la prima del Gazzettino di Belluno. I mondiali, un gioco di squadra. Alessandro Benettone, presidente di Cortina 2021, racconta alcuni retroscena e poi ammette peccato per il pubblico. Ricordiamo infatti che i mondiali che partono dopodomani, domenica 7 febbraio, saranno senza pubblico. Alessandro Benettone, presidente della fondazione, racconta i mondiali di sci a 2 giorni dall'inaugurazione. C'è dispiacere per non poter far vivere al pubblico in presenza lo spettacolo che andrà in scena in questo palco straordinario, ma in montagna si dice che bisogna fare fuoco con la legna che si ha. E poi un occhio al bilancio: abbiamo dovuto fare i conti con l'assenza della biglietteria, ma vi abbiamo sopperito grazie al gioco di squadra tra Fisi, Comune, Provincia, Regione, Governo, sponsor e privati come impiantisti e albergatori. E poi ancora i protagonisti: ieri la prova generale per domenica, le frecce tricolori sul cielo di Cortina, ed è la foto di copertina anche del Gazzettino. La pattuglia acrobatica ieri mattina ha solcato il cielo sopra Cortina, una prova generale in vista della cerimonia di apertura del mondiale di domenica. Per 40 minuti pochi presenti si sono goduti lo spettacolo in esclusiva. Nella casa di riposo sospesi i Novax non sono idonei i primi provvedimenti contro i lavoratori di una RSA che hanno rifiutato il vaccino, e c'è un articolo di Davide Piol a pagina 2. Andiamo proprio subito a leggere questo. La casa di riposo sospende i Novax. Lettera ai dipendenti che hanno rifiutato di vaccinarsi: siete inidonei, gli è stato detto, per loro scatteranno le ferie o i riposi fino al termine dell'emergenza. Non idoneo, una lettera a poche parole, un messaggio preciso che suona più o meno in questo modo: se non ti vaccini sei fuori. Fuori da dove? Dalla casa di riposo in cui lavori, e per quanto? Intanto prenditi ferie, finisci i permessi, poi si vedrà. La lettera è già arrivata a un numero ridotto di operatori sociosanitari bellunesi che si sono rifiutati di eseguire il vaccino anti-Covid, ma non è detto che nei prossimi giorni altre strutture non seguano lo stesso esempio. L'obiettivo principale è tutelare gli anziani, è la strada maestra che la legge offre, commenta l'amministratore unico di Sersa, nonché consigliere dell'Unione Regionale Istituti per Anziani, Paolo Santesso. Gli OS che hanno ricevuto la lettera non lavorano nella casa di riposo di Cavarzano, precisa, dove comunque si contano 7 dipendenti contrari al vaccino, ma ci sta che qualcuno l'abbia ricevuto. A decidere in questi casi è il medico competente che dispone la non idoneità alla mansione per coloro che non hanno voluto vaccinarsi e che quindi rimangono a casa a bruciare ferie o permessi. Per quanto tempo? In teoria fino a quando l'emergenza non sarà terminata, oppure quando decideranno di vaccinarsi. La prima via rischia di allungare in modo spropositato i tempi di rientro al lavoro. La seconda è una scorciatoia che molti sceglieranno pur di non perdere il posto. L'amministratore di Sersa pone una questione: la decisione della RSA di lasciare a casa il lavoratore si fonda sulla sicurezza dei suoi colleghi che deve essere garantita. In realtà la preoccupazione principale è di tutelare gli anziani fragili. Arrivare a questo obiettivo facendo il giro dalla tutela del lavoratore, cioè la vera minaccia, è un modo legittimo e probabilmente solido, ma che gioca di sponda. La legge però non permette di fare altro, il vaccino è su base volontaria. Vorrei poter avere una normativa che non mi costringa a fare questo. Per ora, secondo me, bisogna cercare di percorrere la strada del dialogo e del confronto, dice appunto Santesso in questo articolo a cura di Davide Piol. Leggiamo ancora un articolo e poi chiudiamo la rassegna di oggi. C'è l'appello che è stato lanciato ieri nella presentazione del nuovo CSV Treviso-Belluno, nato dall'accorpamento dei 2 centri. Vaccinate anche noi volontari, è una questione di etica. Nasce con un appello unanime il Comitato Servizi del Volontariato Belluno-Treviso che unisce i rispettivi CSV. La presentazione appunto è stata ieri e il nuovo presidente Franceschini ha sottolineato come il diritto alla salute per i volontari sia fondamentale, anche perché il Covid non ha fatto scomparire le persone che si dedicano agli altri, anzi. Su questo presupposto si basa la richiesta di coinvolgimento nella campagna di vaccinazione delle persone che donano il loro tempo nelle associazioni del territorio, partita dal Centro del Servizio per il Volontariato. È indirizzata al presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, all'assessore Emanuela Lanzarin, oltre che all'unità locali sanitarie dei territori
territori bellunese e trevigiano. È stato sottolineato appunto che non esistono volontari di Serie A e di Serie B e è stato chiesto appunto che anche per i volontari che fanno riferimento al CSV ci sia la possibilità di vaccinarsi in via prioritaria. E poi, questo è l'ultimo articolo e poi chiudiamo, siamo a pagina 9 del Gazzettino di Belluno. Modesto Decette da ieri è il nuovo presidente della cooperativa Latte Busche di Cesio Maggiore. Il suo obiettivo, una latteria sempre più forte, si legge nel titolone. Latte Busche è una realtà importante del territorio provinciale che raggruppa 418 soci produttori e che lavora a oltre 3.700 ettolitri di latte al giorno nei suoi 6 stabilimenti. La scorsa settimana Augusto Guerriero, presidente per 13 anni, ha rassegnato le dimissioni. Il neopresidente Decette parla delle sfide che si trova ora ad affrontare e dell'andamento della cooperativa. Quindi c'è appunto questa intervista di Eleonora Scarton. Decete dice che farà da traghettatore, rimarrò in carica fino al prossimo anno quando ci sarà l'assemblea con il rinnovo del consiglio direttivo. Lì i soci decideranno quale sarà il futuro, e viene ricordato anche che il 2020 è stato un anno particolarmente difficile. Con questo articolo chiudiamo, vi aspettiamo domattina alle 8:30 con un nuovo appuntamento della rassegna stampa, 8:30 frequenza di Radio Piave, poco dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Seguiteci intanto sul nostro sito internet amicodelpopolo.it, dove pubblichiamo costantemente notizie aggiornate. Intanto un sereno venerdì, grazie a tutti per l'ascolto e buon fine settimana, a prestissimo!